Pordenone Biancavallo, un'altra grossa impresa che lo attende e auguriamo a Biasutti un successo. Sono le 14:30 in punto, Cavaliere Rezzin sta per dare il via a Pierino. Forza Biasutti! Partito Biasutti, forza Pieri! Ecco, stiamo raggiungendo Biasutti lungo il corso Vittorio Emanuele. Riusciamo a intravedere solo la macchina della moglie che anche in questa occasione lo segue. Imbocchiamo Corso Garibaldi e cerchiamo con l'autista Mora di avvicinarsi a Biasutti. Biasutti che è seguito dalla macchina del massaggiatore e del medico sportivo. Il massaggiatore è Gianfranco Peresinotto e il medico sportivo è Diego Tofanin. Avete visto le staffette del gruppo sportivo dell'Agnese, veramente diretto dal Cavaliere Rezzin, anche in questa occasione disponibile per aprire la strada al campione Biasutti. Parecchio pubblico che segue la corsa, un po' anche preannunciata dalle radio locali, dalle tv locali e dai giornali, quindi ormai Biasutti è conosciuto e quindi la sua prestazione è attesa. Siamo su Biasutti, all'altezza del bivio per Aviano, quindi appena iniziato il percorso da Pordenone che ci porterà al Biancavallo. Attenzione! Vedi di stare sotto sto pollo. Biasutti e chiediamo in corsa come si è preparato a questa impresa. Per questa impresa mi sono preparato ottimamente, spero che anche il fisico mi dia ragione per arrivare fino in cima perché la fatica non manca. Ecco che dislivello superiamo. Superiamo un dislivello di 1150 metri. E in tutto quanti chilometri da Pordenone? 15 km fino a Aviano e altri 15 salita fino a Biancavallo. Biasutti, auguri, forza! Grazie! Sulla macchina del medico sportivo e del massaggiatore è il simpatico Gianfranco Peresinotto, riesce anche a uscire dalla piccola 500 per salutarci. Ed ecco, andiamo sulle moto del gruppo sportivo dell'Agnese, mentre riusciamo anche a fare una panoramica sul lungo corteo che segue la corsa.
Ricordiamo che la corsa è sponsorizzata dallo studio del Cavaliere Zin, dal ristorante Castel Valdayer e dai cicli Zanella. La polizia stradale ha messo a disposizione una sua macchina che fa quindi da staffetta a tutta la corsa. Ecco, siamo ad Aviano e sta per arrivare Biasutti nel centro del paese. Siamo ancora in centro ad Aviano, davanti alle staffette dei motociclisti del gruppo sportivo dell'Agnese. Avanti, via, via. Inizia la salita per il Piancavallo. Ecco Biasutti che sta sopraggiungendo. Mancano 8 km, quindi seguiremo da vicino quest'ultimo tratto di strada per raggiungere il Piancavallo. Pierino, Abbastanza bene! ce la fai anche questa volta? Speriamo di sì! Il cartello a 2 km dall'arrivo e Biasutti prosegue tranquillo e sicuro la sua corsa. Ultimo chilometro. Eccolo qua Biasutti, ecco nello sprint. Forza Biasutti, ecco lo sprint finale come sempre. Jan, stai Rio. Ed ecco il traguardo Biasutti, ancora una volta campione. Al traguardo del Piancavallo. Pordenone Piancavallo, Biasutti ancora una volta ha dimostrato la sua potenza, la sua volontà. Un grande applauso accompagnato all'arrivo di Pierino ed eccolo ormai che raggiunge l'albergo dove troverà subito il medico per il controllo. Ecco, seguiamolo ormai in questa passerella trionfale, scortato dai motociclisti dell'Agnese e da tutti gli amici e sostenitori che hanno creduto in lui e che vogliono quindi accompagnarlo anche in questo successo. È veramente una passerella d'onore questa e ben meritata per Pierino, accompagnato dal clacson della carovana che lo ha seguito fino a qui al Piancavallo. Le persone che corrono Biasutti veramente da campione, ha levato la bicicletta veramente in segno di trionfo, va a congratularsi subito il Cavaliere Zin, grande sostenitore di Pierino. Quel trionfo ancora per Pierino, levato dai motociclisti di Bolognese.
Dura la pressione. Tutto ok? Tutto a posto? Ma con 4 una volata, se no compara su 20 qua che ne sta 60 80. Solo per i piaciuti chiesto una Due autografi. credo sia veramente l'augurio che possa avere anche successo. Io ho detto con simpatia Pierino, ti va bene? Dispensato stasera con la notte. Va bene, grazie. Ma comunque una foglia carina, Il dottor Salvatore del pronto soccorso di San Vito di Resenza che sente gli esulti dopo questa impresa. Con lui anche il massaggiatore Gianfranco Peresinotto e poco fa è stato visitato dal dottor Fanini che ha seguito Pierino lungo tutto il percorso. Sì.